Una delle tue grandi passioni è la sì. moto, vero? Sì. E che moto ti piacciono principalmente? Ma principalmente un Harley Davidson. Ecco, top. e sai che ci abbiamo le prove? Ecco. Guardalo vede, lì. poi- Mario, hai un consulente finanziario? Sì. No, No, beh, allora guarda adesso. Dovremmo essere in grado di collegarci Con col nostro, Gianfranco Se Becker, ti interessa, nostro eh, consulente. eccolo qua. te la do, guarda, a prezzo buono, In che passaggio senso? di proprietà compreso, sì. Cosa- Una Harley costa- Davidson. Sì. Semi nuova, sì. Me l'ha appena portata un mio amico. Sì. No, il libretto ancora non c'è. Non c'è ancora il libretto. Ma lo procuriamo, non preoccupate. Va bene? Gianfranco? Ok. No, dico, buonasera Gianfranco. Buonasera. Perché... Adesso fa anche compravendita di Di moto, ho moto. capito. Ma sì, cioè noi insomma siamo sul pezzo un po' con tutto. Mi presento, sono... Esatto, per chi magari Sì. non la conoscesse ancora. Sì. Si Esatto, presenti, si sono presenti. Gianfranco Beckerle Sì. della JFB Consulting Investment Advertising Private Banking Sì. Economy Search and Communication anche da sport. Esatto. Su ordinazione facciamo anche il kebab. Ah, pure! un nuovo benefit, un nuovo prodotto. Siamo un po' a 360 gradi all'ombra. 107 gradi. Sì, all'ombra. No, ma ci dica anche dove opera lei. La nostra sede legale operativa è in posizione strategica, diciamo, Sì. al quinto piano del Palazzo Ducale di Ponton. Dove sei fatto? Quando tu prendi l'uscita Ponton Sì, Nord, sì. si cade ok. subito a 50 metri dalla fermata della metro. lì. Addirittura, Noi offriamo sì. consulenze, analisi Sì. economiche, bear market, delle Sì. blue chip soprattutto, confrontando il Dow Jones e il FTSE MIB in base allo spread del momento. E individuiamo, Sì, sì. diremo, l'asset allocation dei global bonds per evitare le speculazioni dovute allo stock picking, no Sì, banane, per dire. dei vari titoli di Stato e le conseguenti vendite allo scoperto e Sì. dare una maggiore equalizzazione, diciamo, Sì. cerchiamo proprio di bilanciare al massimo il B2B, il C2C e il D2D, insomma, determinando, perché chi non mastica, diciamo, il gergo economico, determinando quello che si chiama in gergo tecnico open wallet and touch your eggs, verso il quale toccate gli ovi, perché c'è sempre un minimo fattore di rischio. Proprio minimo, se il consiglio è quello. se Però la- la nostra garanzia ve la diamo perché ci appoggiamo Vuole a dire. un gruppo bancario Sì. del gruppo Piripi Parapà Curucu Quaraqua, che è, insomma, tu lo sai bene. Questo sarebbe il gruppo bancario. È triplo A di rating, giusto? Sì. Sì. Puoi pagare anche a rating. No, vabbè, diciamo un'altra cosa. In insomma. questo periodo Sì. ci stanno chiedendo delle soluzioni con le controballe, noi le chiamiamo così, per affrontare il caro bolletta dovuto Certo. agli aumenti dell'energia, appunto luce e gas. Sì. Diremo, per questo abbiamo studiato un piano efficace rivolto interessante. alle famiglie che per affrontare il problema Sì. del riscaldamento per quest'inverno, diremo Sì. così, compiasse e serenità. Ah, No, cioè, no, è ci interessantissimo, dica. quindi dai, questa può interessare, ci dica Si quindi. tratta di un noleggio a breve e lungo termine di un bue e un asinello. Però Ma sai che attenzione, potrebbe sono funzionare? bue e asinelli nani, perché insomma non è che uno ha una piazza d'armi, hai capito? È una razza piccenina che possono stare tranquillamente in fondo ai piedi alla notte, diremo in fondo al letto, diciamo, o a fianco al divano, diremo. Ecco, quindi sono anche mobili, quindi la mattina puoi portarteli anche in gabinetto. Insomma, è proprio il futuro, hai capito? È anche ecologici, ovviamente. Sì, Offriamo un pacchetto completo che comprende l'approvvigionamento del FIEN e cassettina per le cache e anche e anche la palettina per tirarle su, e così sti sta puoi anche portartele al mare e fare la pista delle pizze. Ok. Insomma, se le fai Sì. anche così diventano delle belle pizze, ci puoi attaccare anche Vabbè. la figurina di Gimondi. Senta, siccome siamo in ritardissimo, qualcosa invece Per chi investire. desidera investire in un bene rifugio, Sì, ormai insomma sono diventati obsoleti i beni rifugio come l'immobiliare, Ah. come anche l'oro è un bene rifugio Addirittura. ormai Ah, sì? che non sì? si usa più. Adesso il bene rifugio Cos'è? sono i preziosi in pellet. Sì. Anelli in pellet, collane in pellet, diciamo braccialetti in pellet. Ma stanno Sì. versando anche negozi di braghe di pellet, giubbini di pellet, scarpe di pellet, le famose capito. pelletterie.
Grazie. Cioè noi abbiamo un claim, GAB Consulting, Investment and Communication. Sì. Se ci scegliete, buon partì. Se non ci scegli, sei pure a fare la solita vita trista da insulso e ti maierai le pelesine delle onge. Va bene. Va bene? Ricordatevi che ho sempre quella Harley Davidson in ogni occasione. Collaborazione con Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Autozai, agenzia matrimoniale Subito Amore, Vignola Termoidraulica, lucanoleggiopiattaforme.it.